Quinto anno, quinta manifestazione che collega Raffadari a Joppolo. La città di Joppolo è fulcro della marcia della legalità. Lo spirito è sempre lo stesso, quello di educare i giovani, di formare le nuove generazioni, ma ogni anno c'è un tema diverso. Quello di quest'anno è quello della libertà, all'insegna della libertà di pensiero, soprattutto di espressione, che è quella della stampa. Eh sì, anche quest'anno quindi siamo alla quinta edizione sulla marcia sulla legalità. Joppolo ormai è un appuntamento che ogni anno si fa, questa marcia che vuole appunto si rivolge a tutte le scuole affinché cerchiamo di sensibilizzare, non tanto per ricordare, perché è giusto ricordare le vittime, ma per educare e sensibilizzare le nuove generazioni per una società migliore dove finalmente si possa sconfiggere la mafia. Educare non appartiene dunque solo alle scuole, ma è un valore che anche la politica e le istituzioni portano avanti. Ma la politica e le istituzioni li dovrebbero portare, dovrebbe essere il primo punto, perché da parte degli enti locali e da tutte le istituzioni ci deve essere questa fase per educare alla legalità. Legalità è qualcosa che ognuno di noi, per il ruolo che riveste, deve cercare di portare avanti in ogni momento della propria attività. Oggi 30 aprile la Regione ha istituito la prima giornata della memoria e dell'impegno, quindi adesso c'è anche un momento istituzionale, possiamo dire. Eh sì, oggi per la prima volta c'è questa giornata che la Regione Siciliana ha dedicato proprio a questo tema. Oggi ricorre oltretutto la morte, il 30° anniversario della morte di Pio La Torre, che è stato uno degli artefici di quella che è la lotta contro tutte le mafie, tutte, perché ha cercato, e poi oltretutto è stato anche fatto una legge che proprio porta il suo nome per cercare di sconfiggere da un punto di vista economico le mafie. Soltanto per fare il proprio lavoro ti ritrovi in situazioni veramente indescrivibili, lettere anonime, discredito, e in più devi sommare la mancanza di solidarietà e gli sguardi tipo "questo è pazzo" che ti arrivano dai colleghi. Però voglio dire, se uno riesce non voglio utilizzare la schiena dritta perché secondo me è usato troppo impropriamente, se tu riesci ad essere forte, saldo e continuare a fare il tuo lavoro senza condizionamenti e tentativi di condizionamenti, che sono tanti, che possono riguardare la tua persona piuttosto che il tuo editore, e allora questa battaglia si riesce a vincere. Certo, comunque è difficile. Quando è difficile mantenere la libertà e la pluralità di informazione nel 2019, dove ormai ci sono i social network, Facebook, ci si improvvisa, chiunque pensa di fare l'informazione. Quasi eroico, soprattutto perché la categoria vive un periodo in cui, da un punto di vista economico, con tutti i tagli e con tutto quello che diciamo di sbagliato è stato fatto negli ultimi anni, ci sono serie difficoltà sia per gli editori che per i giornalisti, e molti, come è facile leggere e non è una giustificazione comunque questa, nelle carte dell'inchiesta, si sono venduti per pochi spiccioli, ed è una cosa veramente drammatica. Quindi diciamo che è dura. Forse se lo Stato ha pensato a varie branche delle istituzioni, i carabinieri e poi dunque la polizia, che possono dire come controllo e la finanza, così anche nel giornalismo dovrebbe mantenersi questa pluralità, ma va a scomparire. Sì, va a scomparire soprattutto perché i giornalisti purtroppo vengono visti come dei comunicatori, semplicemente coloro che devono fare da cassa di risonanza, e quindi chi invece continua a vedere la professione come quella del guardiano delle istituzioni e delle attività, quelli che vedono diciamo, il mestiere del giornalista come contraltare ai poteri, nel senso non di contrapposizione ma comunque di guardiania, cioè evitare che degeneri il tutto, diciamo in questo contesto sono pochi e comunque isolati.